Buonasera a tutti e grazie anche stasera per seguirci con il secondo appuntamento dei nostri candidati sindaci nella città di Quartu. Come dice la rubrica, da quartese a quartese, quindi oggi più che mai sicuramente due quartesi al 100%. Iniziamo logicamente l'intervista conoscendo un po' quelle che possono essere le idee e i programmi che un po' interessano ai cittadini, la cosa più importante, da parte di Graziano Milia con il suo, diciamo, gruppo. Quindi io intanto faccio andare in diretta Graziano. Ciao Graziano, buonasera a a te. tutti, ciao Alessandro. Non è solamente da quartese a quartese, insomma, tu dal punto di vista familiare hai anche a che fare con la carica di sindaco, insomma, no? Assolutamente sì, non solo di Visto che sindaco, ma diciamo di sostenitore del vecchio. Salvatore Pizzianti è stato un sindaco di E ti Quartu dirò, non importante tanto a che livello ideologico e politico, anche quello, però soprattutto a livello di regole, di solidarietà e di altruismo, mio papà e mio zio mi hanno insegnato tanto, quindi questo lo va a mettere. ne abbiamo un Allora, bellissimo Graziano, ricordo di lui. intanto grazie per essere qua. Insomma, dopo Francesco Piludo la settimana scorsa, poi seguiranno gli altri candidati sindaci. Da semplice cittadino quale sono, perché io non sono candidato e diciamo che faccio l'imprenditore a tempo pieno. Però mi piacerebbe insomma conoscere un po' i programmi, i punti di vista di ogni singolo candidato. Con te logicamente insomma conoscenza di lunga data, da quando ero molto mi fa piacere che torni in corsa per un incarico, perché c'è da fare. Intanto andiamo a esaminare diversi punti perché abbiamo ricevuto le abbiamo un po' riepilogate per argomenti. Quindi io intanto inizierei. Quello più importante, Quartu un po' è conosciuta in tutta Italia per le sue manto stradale. Quindi mi senti Graziano? Faccio un po' di fatica a sentirti, però mi è parso Forse di l'ho capire che perso. Mi senti? adesso Ah, sì, ecco, ma adesso ti sento. mi è parso di capire che mi abbia chiesto del manto stradale, insomma, che è mi pare un argomento, no, che sta a cuore a molti cittadini. Se ho capito bene provo a rispondere, insomma, no? Sì, Sì, guarda, è il manto stradale per intendere la viabilità e le condizioni del manto stradale. certo. Mi pare che da questo punto di vista, insomma, come dire, ci sia stato in questi anni una sorta di, come dire, di abbandono, ecco, della cura, della manutenzione delle strade quartesi. Non solo nel completamento della viabilità prevista da tutti i piani, che avrebbe consentito naturalmente una migliore fruibilità delle strade cittadine, ma anche dal punto di vista della manutenzione. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, ma Certo. suppongo anche che questo sia un argomento che sta a cuore a tutti i candidati a sindaco, ma anche a tutti i candidati al Consiglio Comunale. Quello che noi pensiamo è che si debba intervenire con grande velocità, con grande capacità amministrativa, utilizzando delle risorse che secondo me è possibile recuperare da quelle voci non utilizzate della parte investimenti del bilancio comunale, ma che potrebbe essere anche con delle risorse che potrebbero essere reperite anche altrove. Su questo noi abbiamo già lavorato, diciamo che siamo pronti ad intervenire. Quello che pensiamo è che si debba fare un intervento complessivo e diffuso nella città, no? Partendo dalle arterie a maggiore percorrenza per poi entrare dentro i quartieri. Non penso che sia utile un'opera di manutenzione fatta per pezzi, per parti magari piccole che poi vanno a sommarsi. Pensiamo ad un grande intervento che possa arrivare intorno agli 8-10 milioni di euro, insomma, che abbia un impatto forte da cui ripartire per mettere ordine definitivamente.
Non ti sto sentendo, Alessandro, adesso. No, vai, io ascolto in silenzio. Ecco, no, quindi credo di aver risposto alla domanda, Okay. no? Quindi pensiamo a un intervento complessivo e Sì, diffuso beh, nel sì, territorio cittadino, non ad una semplice manutenzione. Non è più tempo, la città ha bisogno d'altro, insomma. C'è da intervenire poi sui marciapiedi, c'è da risolvere anche la sì, questione chiaro. delle barriere architettoniche. Io mi ricordo che anni fa c'era un progetto che era partito con me, poi qualcuno l'ha fatto finire in un cassetto, insomma, no? Per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e non capisco perché. Penso che sia finito in un cassetto più di 10 anni fa, e credo che questo debba essere ripreso, cioè la città deve essere vissuta. Se è difficile Certo, percorrerla, son d'accordo. non solo con gli automezzi, ma anche a piedi, no? Allora è un problema che tocca tanti altri aspetti del vivere civile e del vivere in comunità. Bene, quindi alla prima domanda di tanti che mi chiedevano sulle buche, perché non viene rattoppato, perché non viene, abbiamo risposto. Va fatto un intervento importante, reperendo quelli che sono comunque per dare, diciamo così, una botta e rimettere a posto un po' non solo il manto, ma anche i marciapiedi. E il discorso, io sono d'accordo con te, le barriere architettoniche assolutamente fondamentali. Quindi condivido pienamente questo programma e questo progetto. Invece, per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dei cittadini, molti mi hanno chiesto: ci vorrebbe una stazione a Flummini o della Polizia Municipale o tutto l'anno dei Carabinieri? Ecco, cosa pensi tu su questo? Ma io ho dedicato la parte finale di un mio recente intervento, qualche giorno fa, proprio su questa questione. C'è un problema io non voglio usare il termine ripristino, insomma, però c'è un problema di riaffermazione della legalità in Mhm. questa città sotto tutti i punti di vista, e legalità significa anche sicurezza, naturalmente. La questione Certo. di una presenza di un posto di forza dell'ordine a Flumini credo che sia per 12 mesi l'anno, no? Mi verrebbe da dire più 13ª e Sì. 14ª, per essere chiari. No? Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, è una Sì. cosa che si deve assolutamente ottenere. Lì si iniziò anni fa con una presenza estiva che la mia amministrazione riuscì ad ottenere. Ecco, credo che non ci si può limitare a quello, si deve andare incontro ad una presenza costante, perché poi c'è un problema anche no, di operatività del personale che ci lavora. Quando si ha un rapporto col territorio si interviene con più facilità. C'è un problema di legalità sotto tanti punti di vista, sulle emergenze ambientali, ecco, sul considerare a volte tutto ciò che è fuori dalla propria casa come terreno di nessuno, anziché terreno di tutti. Ecco, io credo da questo punto di vista che bisognerà tornarci sopra, e con misure molto rigorose. Io credo che i cittadini debbano capire che su questa questione tutti devono concorrere in egual misura, le istituzioni da una parte, l'istituzione comunale, ma anche le forze di polizia, anche il corpo dei vigili urbani, ma anche altre forze che noi vogliamo mettere in campo, a partire dalla compagnia barracellare, soprattutto di territorio Certo. costiero, alle guardie zoofile, no? Tutte cose che abbiamo in mente di fare quanto prima con grande velocità, ma poi ci deve Mhm. essere Sì. l'emergere di un grande senso di responsabilità da parte dei cittadini. Ecco, deve essere chiaro che violazioni della legalità non saranno più tollerate. E insieme a questo un lavoro che dobbiamo fare, che io per lavoro ho seguito insomma in questi anni, è anche lavorare molto sulla cultura della legalità nelle scuole con i ragazzi. Ci sono dei progetti che soprattutto la Certo. Questura di Cagliari, ma anche altre questure, hanno mandato avanti in questi anni, a seguito di progetti nazionali. Ecco, credo che queste cose debbano essere rafforzate. Non daranno effetto subito, ma intervenire sui ragazzi e sulle ragazze credo che sia un investimento per il futuro. Insomma. Sì, condivido, è assolutamente, è un lavoro bello tosto, ma è fondamentale. Sono d'accordo anche io che si parte da questo punto qua. Un po' per toccare tutti i settori. Un altro settore importante, un altro
richieste, domande da rivolgerti, è quello riguardante il turismo. L'infopoint chiuso, cos'altro si può fare, il turismo come lo vedi tu e logicamente il tuo gruppo. Guarda, Alessandro, sull'infopoint la cosa che mi verrebbe da dire che io l'ho fatto e l'ho lasciato aperto. Cosa sia accaduto poi è un mistero, certo un peccato, insomma, perché lì ci fu un investimento non solo dell'amministrazione comunale, ma anche di cittadini raccolti in associazioni. A quel progetto contribuì anche il Rotary Club di Quarto, io questo non lo dimentico, insomma, credo che sia diventato un po' il simbolo di una certa trascuratezza da questo punto di vista. Ecco, io credo che noi abbiamo delle possibilità e naturalmente queste possibilità devono partire da una risistemazione del nostro centro che deve diventare di nuovo attrattivo, da una risistemazione di Viale Colombo che deve diventare la via del mare, di accesso al mare, e su questo abbiamo tanti progetti, dalla realizzazione del pool che attende anche questo dal 1998, quando io ero sindaco, di essere aggiornato, e poi da determinati alcuni interventi sull'altra parte restante del litorale. Ma detto questo, deve essere chiaro che noi dobbiamo ragionare non chiudendoci noi stessi. Ecco, io le prime cose che proporrò ad altre amministrazioni, per esempio, sarà quello di arrivare ad un governo unitario del Poetto insieme al Comune di Cagliari, perché è impensabile che noi abbiamo una spiaggia che è una cosa di unitario, che è diviso tra due teste, no? Una testa per i 3 chilometri cagliaritani e una testa per i 4 chilometri quartesi. E lo stesso dicasi per il tratto di costa che va da Margine Rosso sino a Geneas, dove secondo me lì noi dovremmo ragionare con degli strumenti comuni insieme al Comune di Maracalagonis e di Sinnai, non di Villa Simius, perché Villa Simius ha un piglio, no? Turistico, ha un profilo turistico che è diverso rispetto al nostro. E con Villa Simius magari dovremmo ragionare insieme agli altri comuni per un'estensione dell'area marina protetta che tanto sta producendo anche in termini turistici. Detto questo, c'è da risanare tutta la parte costiera, soprattutto la prima parte, quella sino a Capitana, con interventi strutturali importanti e soprattutto favorendo e promuovendo politiche di bed and breakfast e di albergo diffuso. Ecco, questo è quello che ci proponiamo, anche tramite la costituzione di un'agenzia insieme agli altri agenti del territorio, dalle associazioni di categoria, agli altri comuni che ho indicato, da una parte Cagliari per il Poetto, da un'altra Sinnai e Mara per quanto riguarda la restante parte del litorale. Su questo abbiamo già un progetto pronto, con idee e anche con le possibili fonti di finanziamento. Ecco, questo è importante anche per insomma, cercare di, detto in parole povere, produrre risultati immediati. Un po' questo è quello che parto. Sì, dobbiamo camminare, no? Dobbiamo camminare velocemente, non si può fare tutto subito, però bisogna già mettere in campo. Ecco, quello che si può fare non dobbiamo rimandarlo a domani. Ecco, questo deve essere lo spirito, no? Perché molto spesso, no, si affronta una questione e c'è qualcosa che si può fare subito e c'è subito qualcuno che dice ma no, ma dobbiamo vederla complessivamente. Insomma, allora parte un percorso che dura anni. No, ecco, iniziamo ad abituarci che ci sono alcune cose che possono essere fatte subito e non devono essere rimandate a domani. E poi vedremo anche tutto il complesso delle cose. Continua a fare Bene, fatica. altro, questo penso che sia uno dei punti, anzi, mi senti? Grazie, mi senti? Sì, adesso sì, e poi comunque capisco le domande che mi devi fare da quello che c'è scritto sotto, quindi no. Sì, lo spunto chiaramente te la introduco e poi c'è scritto lì. Quindi sì. Rispondimi perché tanto c'è scritto. Idee esatto, il lavoro, il problema è il cruccio che esiste in tutta Italia, non solo in Sardegna. Naturalmente il problema del lavoro, insomma, ecco, se uno si candida a sindaco e dice al primo posto lo mettono tutti, no? Se uno dice risolverò il problema del lavoro, insomma, credo che faccia la fine di cetola qualunque, insomma, ecco, mi auguro, io non lo voglio fare, ma spero, sono sicuro che neanche gli altri colleghi, amici
per i quali nutro grande stima, insomma, che concorrono con me alla alla carica di sindaco, lo faranno, insomma. E quello che bisogna fare è mettere in mani a tutti quegli interventi di cui abbiamo parlato, insomma. Il lavoro si genera se si fa qualcosa, e se si sta a guardare e si aspetta che arrivi, non arriva, da solo non arriva. Noi abbiamo un problema grande come una casa in questa parte del mondo, nel mondo occidentale, in Italia, in Sardegna e naturalmente anche a Quarto, che necessita delle risposte, che non possono essere però risposte, come dire, abborracciate, no? Quello che noi possiamo fare, che nei nostri compiti, è quello di promuovere delle politiche che possano generare lavoro. Allora, quando io dico dobbiamo mettere mani, no, con un intervento complessivo grande, importante, alla questione della viabilità, della manutenzione delle strade, penso anche al fatto che genereremo lavoro. Quando io dico che dobbiamo mettere mani alla legalità, al rispetto delle regole, no? Vi ho fatto prima alcuni esempi, insomma, al ruolo delle associazioni di volontariato, e so perfettamente che stiamo generando anche delle piccole prospettive, in quel caso non grandi, per di occupazione di lavoro. Quando io dico che dobbiamo lavorare sul turismo, penso naturalmente alle ricadute che possiamo avere sul lavoro. Però oltre a questo, noi dobbiamo aiutare soprattutto i giovani, mettendogli a disposizione competenze, conoscenze e degli aiuti a considerare l'ipotesi di fare impresa, no? Superando così un limite che in Sardegna abbiamo poca cultura di impresa, no? E io credo che da questo punto di vista c'è qualcosa l'amministrazione comunale potrebbe farle, insomma, promuovendo, no, dei corsi sull'innovazione sociale, sul creare dei luoghi dove si possono generare delle imprese offrendo delle opportunità. Ecco, su quello che è un aiuto indiretto, insomma, noi non siamo dei datori di lavoro, no? E né potremo mai esserlo, però possiamo attuare delle politiche che sicuramente favoriscono una ripresa dell'occupazione, ma soprattutto da questo punto di vista quello che può favorire una ripresa dell'occupazione è avere una visione della città e ragionare su quello che la città può essere e deve essere. Ecco, allora io se penso, no, a tutta la zona di Suidano, alle fornaci Pici, penso alle zone G che lì ci sono, cioè zone servizi, e penso ad un centro sogno, e penso che si possa realizzare. Già su questo abbiamo studiato sulle fonti di finanziamento e ci presenteremo subito ad un bando che potrebbe portarci 15 milioni di euro, no? Penso a un qualcosa che può diventare un centro direzionale importante nell'area metropolitana di Cagliari, e anche quella è una cosa che genera occupazione e lavoro. E penso che per esempio si debba recuperare lo stallo, no, in cui si trova tutta la zona degli insediamenti produttivi, e anche quella è una cosa che può generare lavoro. E noi abbiamo un regolamento per il piano degli insediamenti produttivi che dice che può avere un lotto, no, solamente chi risiede a Quartu. La conclusione è che è stata realizzata solo la metà del piano degli insediamenti produttivi, e in quella metà che è stata realizzata ci sono una serie di strutture libere, perché a imprenditori che non sono residenti a Quartu, no? Cosa bizzarra questa, che non sono residenti a Quartu, per il regolamento che il comune possiamo... si nega l'accesso, quando magari sono delle attività produttive che danno lavoro ai quartesi, no? Quindi ecco, ci sono tutta una serie di cose che credo che possano andare in quella direzione. Chiaro, quindi posti di lavoro. Faccio fatica a seguirti e non mi... Mi hai sentito? No, non ho sentito l'ultima parte. Abbiamo la linea un po' poco stabile. Dicevo, quindi con te, chi si candida e offre posti di lavoro è poco credibile. Questo No, sicuramente. senza dubbio.
e soprattutto che la Io mi auguro che non lo stia facendo nessuno. Chi si politica candida, però, se ci dovesse condizioni essere, per nuovi posti di lavoro. se ci fosse qualcuno che lo fa, è un imbroglione, non ci sono altre espressioni. Esatto. Va bene, andiamo avanti con altri temi che logicamente a Quartu sono molto sentiti, che è l'abusivismo edilizio, quindi un po' il proliferare di bancarelle, di cofani aperti con la frutta e verdura, che un po' sono per esigenze. Penso che tu abbia risposto in parte dicendo bisogna rispettare le regole e le leggi. Quindi. Sì, credo che quello sia la base di tutto, insomma, no? Non possiamo vivere in una situazione di deregulation. Certo, un tempo c'erano anche situazioni di emergenza, ma oggi queste vanno valutate, insomma, non è pensabile, no? Eh, che ci si impegni per risolvere. Io faccio sempre una battuta, no? Penso all'abusivismo. Ci sono i piani di risanamento, noi stiamo studiando la cosa, abbiamo credo anche già la soluzione, cioè la soluzione, un percorso per risolvere, in alcuni casi anche la soluzione, e quindi noi ci impegniamo, la città si impegna per risolvere quel problema, però deve essere chiaro che chi ci vive, no, la dico con una battuta, la deve smettere di costruire una stanza all'anno, perché altrimenti non ci comprendiamo più, insomma, no? Tutti devono dare un contributo, anche sull'abusivismo commerciale. A me non è sconosciuto che dietro l'abusivismo commerciale ci sono a volte anche delle situazioni di difficoltà, di sofferenza, che è una risposta. Però a tutto ci deve essere un limite, no? E ci deve essere una misura, perché io sfido chiunque a mettersi nei panni di un commerciante regolare che paga le tasse, che paga un affitto, eccetera, che a 5 metri dalla propria vetrina, no? C'ha appunto il cofano aperto, insomma, no? Credo che lì davvero forse si supera, ecco, no? Si può avere compressione, no? Se quel cofano è aperto 1 chilometro più avanti, insomma, no? Adesso faccio un esempio, insomma, Sì. questo per dire che non mi è sconosciuto che ci sono anche dei problemi sociali dietro l'abusivismo commerciale, insomma, però, insomma, come dire, senza esagerare, via. Pierpaolo Pasolini, un grande intellettuale del secolo scorso, diceva ai giovani: ribellatevi, ma con grazia, insomma, no? Ecco, allora, usiamo sempre un po' di grazia nel fare le Confermo, sono d'accordo con te, bisogna saper muoversi con attenzione, però sempre essendo rigorosi nel rispetto delle norme, sono d'accordo. Come mi dici, com'è la situazione attuale? Cosa pensi? Adesso non ti sento io. Lo sei tu? Eli? Non ti sento. Via l'audio. Allora poi riesci e rientra, che sicuramente è un problema di connessione. Sì, esce e rientra. Perfetto. Bene, aspettiamo che si ricolleghi Graziano Miria. Intanto, insomma, mi fa piacere rivedere un po' tutti i punti che abbiamo visto anche nella prima puntata con Francesco Piluto. Vedo che c'è il massimo impegno e la massima voglia di far bene. Ci auguriamo tutti che sia così da cittadini quartesi. Eccomi Graziano, ci sei? Sì, Parlare? adesso ci sono. Stavo parlando di istruzione Perfetto. di scuola, insomma, no? È stato il mio Esatto. lavoro per Sì. anni, quindi insomma, la scuola è qualcosa di fondamentale. Già abbiamo
insomma, in questi mesi, cioè, perché la chiusura delle scuole è stato davvero un problema, insomma, no? Credo che bisogna ripartire con la scuola Sì. in presenza e bisogna fare degli investimenti importanti. Il problema del mondo della scuola in termini di investimenti è che magari le risorse ci sono, anzi ci sono senz'altro, ci sono di sicuro. Il problema vero è che il mondo della scuola spesso è in difficoltà nell'utilizzare le risorse, perché è stato molto impoverito dal punto di vista amministrativo. Quindi a volte le scuole partecipano a bandi, li vincono e non riescono ad utilizzare i soldi perché sono appunto indebolite da questo punto di vista. Allora il nostro disegno, la nostra idea è quella di creare un centro servizi come comune, come amministrazione comunale, centro servizi per le scuole ma anche per altro, pensiamo ad informazione per le imprese, insomma una sorta di cabina di regia, no? Dove mettiamo anche a disposizione del mondo della scuola Sì. appunto la possibilità di gestire queste risorse. E detto questo, poi ci sono interventi. Utilizzare risorse importanti provenienti da scuola, che è un finanziamento regionale Fermo. importante, che devono essere Sì. utilizzati. Mi pare che da questo punto di vista si sia un po' fermi, ecco, bisogna ripartire con grandi decisioni. Bene, chiarissimo anche questo. Questo è il tuo campo, quindi lì insomma avrai tanto anche in base alla tua esperienza. Altro tema, che questo diciamo è un tema insomma, che tocca un po' tutti, anche perché penso che Quartu abbia bisogno, quindi io ho preso come spunto tante domande per i centri per anziani, ok? Hanno bisogno di centri proprio culturali, insomma, anche per, come hai detto tu dall'inizio, cercare di rieducare, tra virgolette, un po' la popolazione. Guarda, taglio corto su questo, è necessario intervenire. È necessario tornare da questo punto di vista ad alcune scelte che sono state fatte negli anni passati, insomma, che non lo so, negli ultimi 15 anni credo che siano proprio letteralmente sparite. Cioè, noi dobbiamo, la popolazione sta invecchiando, no? Sta invecchiando ovunque, sta invecchiando anche a Quartu. Noi dobbiamo consentire una vita normale alla popolazione anziana, che deve ritrovarsi, deve riconoscersi, no? E questo vale soprattutto per alcuni quartieri, perché che consente di, come dire, di vivere una vita sociale, no? Certo, anche lì c'è bisogno di centri, ma ci sono alcune zone, per esempio della città, Pizzeserra, Flumini, altre zone più nuove, insomma, dove non c'è un rapporto di vicinato, cioè le zone dove ci sono i palazzi, no? Dove non c'è un rapporto di vicinato, no? E allora noi credo che dobbiamo dare delle strutture da quel punto di vista. Ecco, mentre parlo proprio da amministratore, mentre sino a 20 anni fa bisognava insistere molto sulla popolazione più giovane, cosa che bisogna fare anche adesso, no? Perché Quartu aveva una popolazione giovane, no? Quindi oggi no, come capita a tutto il mondo, e particolarmente all'Italia e alla Sardegna, io dico per fortuna, perché siamo da questo punto di vista forse una di quelle cose che ci vanno bene, no? Siamo uno degli stati in Europa che ha la più alta età dovremmo intervenire seriamente. E poi, come dice perché qualcuno, probabilmente è la mia connessione che ogni tanto temo di sì, perché io mi scusami, vedo bene, vedo male te. il problema è la connessione. Dammi 10 secondi che riattiviamo subito la connessione qua. 10 secondi. Sì. Chiamate un attimo Simonetta che mi sta chiamando in continuazione.
Forse non so chi ce l'ha il numero, insomma. 347. Ecco, Graziano, mi Sì, senti? sì, aspetta che devo dare un numero. Dai un numero, 347 dallo anche a noi per il lotto, così ce lo giochiamo. 3492 091 091. È una persona Adesso che mi sta dovresti cercando vedere. con insistenza. Sì, Ah, ok. Adesso mi vedi e mi senti meglio perché sto utilizzando l'altra esatto. connessione che andava male, la prima. Quindi sì, centro per anziani, ok, sono d'accordo, Quindi dobbiamo intervenire, la questo è colpa chiaro. della faticaccia che ho fatto io e anche chi ci sta ascoltando e guardando è tua, insomma, non mia. Quindi, Sono d'accordo, mi assumo le mie dimmi, responsabilità. dimmi. Allora, un tema logicamente a cuore a tutti i commercianti di Quartu, oltre il problema Covid attuale, insomma, c'era già una grande crisi a Quartu con tante chiusure, i centri commerciali, diciamo i grandi centri commerciali. Ecco, tu hai idea di qualche azione che possa avvantaggiare i commercianti, collaborazioni? Certo, Cosa pensi? bisogna creare consorzi, bisogna sostenere il commercio con marchi, con iniziative, con rendere vivibile il posto dove i commercianti lavorano, insomma, no? Innanzitutto. Io credo che questo si possa fare, ci sono delle possibilità, abbiamo le competenze per farlo, no? Chi ricoprirà la carica di assessore in questo settore, anzi di assessora, perché sarà una donna. Così sto dicendo che ho praticamente fatto la giunta, Stai già insomma, ecco. scoprendo troppe No, carte, no, non scoprire ce troppe l'ho carte. ce l'ho già in mente, via, quindi. È una persona molto competente che Perfetto. fa questo di mestiere, quindi insomma, va bene. Credo che la tua connessione sia di nuovo in difficoltà. Ci sei? Si è tagliata, insomma. Grazie. Oggi non è giornata. Ci sei? Ecco, sono di nuovo qui. Oggi non è giornata. La Mi stai connessione è facendo tremenda. impazzire. Mi stai Dai, ti facendo sto mettendo alla impazzire. prova. Ti sto subito mettendo alla prova come un vero cittadino quartese, subito alla prova, con le difficoltà che ci sono. Allora, Sono no, andiamo avanti. notoriamente uno molto paziente. Sono d'accordo, anche perché è necessario per risolvere i problemi, altrimenti entriamo in panico totale. Allora, andiamo avanti con un altro tema importante che mi sono arrivate soprattutto da associazioni sportive e calcistiche di Quartu, impianti sportivi e servizi per lo sport. Qui come siamo messi? Cosa pensi? Al di là della situazione attuale, che logicamente è nulla, che idee hai? Sono un po' in imbarazzo perché cioè, da quando ho deciso di candidarmi sindaco sono andato naturalmente a riverificare tutta una serie di cose. Insomma. Non lo so, è davvero complesso. Cioè, a me scoccia dire che, no, dispiace dire che
Io non ho capito che cosa è successo, insomma, vabbè, comunque c'è tutto da riprendere, no? Siamo arrivati al punto ridicolo che no, le squadre di calcio non possono giocare, cioè noi non abbiamo squadre di calcio, insomma, no? Devono giocare fuori. Sì. Il basket vive in difficoltà, ci sono tanti piccoli sport sport minori rispetto al calcio, al basket, alla pallavolo, insomma, che soffrono. Non abbiamo una pista di atletica, no? E abbiamo una delle giovani speranze dell'atletica Sì. che si deve allenare altrove, insomma, no? Assolutamente. Bisogna lavorare con ricerca e finanziamenti che ci sono, in questo caso non solo il credito sportivo, ma alcuni fondi del patto per Cagliari di alcuni anni fa, che sono rimasti inutilizzati, credo che debbano essere utilizzati, insomma. C'è da utilizzare anche quello che è contenuto nel codice degli appalti, dove c'è la possibilità di fare delle sinergie importanti tra pubblico e privato, insomma. Ecco, io credo che da lì dobbiamo ripartire, ma dobbiamo ripartire anche lì con la massima celerità possibile, no? Ho scoperto che ci sono alcune cose che si possono fare in tempi molto rapidi, facciamo quelle, poi vediamo tutto il resto. Perfetto. Cioè dobbiamo dare, quando io uso il termine piano di rinascita, è che dobbiamo dare un senso di ripartenza, no? Ecco, quindi in tutti i settori, ci sono alcune cose che si possono fare subito, facciamole, poi vediamo tutto il resto, ma diamo il senso a questa comunità, a questa cittadinanza che si può ripartire. Dobbiamo dare un segno ed è urgente questo segno. Certo, perfettamente d'accordo. Io a Francesco Piludu, nella prima chiacchierata che ho fatto con lui, ho chiesto delle cose che possono sembrare banali, però ritengo invece agli occhi dei cittadini molto importante. Ho fatto l'esempio perché ci vuole così tanto tempo a sistemare un cartello, un cartello stradale che è caduto, togliere un'insegna ormai da anni ferma lì. Cioè, cosa serve per essere rapidi nell'attuare e risolvere questi problemi che possono sembrare anche, ripeto, ridicoli confronto a tutti gli altri problemi, però danno un senso di, diciamo così, di non lavoro da parte dell'amministrazione comunale. È così complicato risolvere queste cose qua. Ma onestamente non riesco a farmene una ragione, quindi non lo so, Sì. questo non lo capisco, vedrò, cioè certo che se uno guarda da fuori dice ma com'è possibile, insomma, no? È quello che ci scrivono questo. Come diceva un mio amico, si fa solo più che farlo, insomma, no? Chi diventerà sindaco, credo chiunque diventerà sindaco, questo lo farà subito, insomma, no? Cioè, è una di quelle cose che si può fare, insomma. Poi ho scoperto che ci sono dei problemi, il cantiere comunale non funziona perché c'è da anni questa bonifica sull'amianto da portare a termine che non viene portata a termine, insomma. Sono cose che, no? Mi verrebbe da dire, sono anche cose di cui un sindaco non dovrebbe occuparsi, insomma, no? Però se è necessario ce ne occuperemo, insomma. Sicuramente non dovrebbe occuparsene nel momento in cui il problema è risolto da chi di dovere, quindi io adesso non conoscendo la struttura, l'organigramma comunale, i compiti, non so se un funzionario, un dirigente, un operaio, No, comunque non so esattamente. Quindi... Sono curioso il 28 di questo mese, quando entrerò in comune, di riuscire a capire perché evidentemente non credo che ci sia, no, che i dipendenti comunali siano diventati folli e non assolutamente, io ne conosco tanti, insomma, poi per fortuna molti sono cambiati, insomma, però occorre capire che cos'è che non funziona, insomma, ecco. Certo. Questo lo capirò. No, beh, chiaro, prima bisogna capire, certo. Lo capirò il 28 di questo mese quando sarò sindaco. Sono d'accordo. Senti, una domanda mia invece, una curiosità mia. Tu hai accennato logicamente alle mie radici con papà e zio, grandi sostenitori. Come mai questa candidatura? Io sono curioso, un po' cattivello anche, con le liste civiche. Come la vuoi trasmettere? Che idea vuoi trasmettere? Io ho fatto un ragionamento semplicissimo, no? Ho detto che Quartu era in una condizione eccezionale,
che è già eccezionale la mia candidatura, perché sono uno che ha già fatto il sindaco, quindi, Sono che non è in d'accordo. carriera, no? Certo. Che non è in carriera. Con un po' di civetteria mi verrebbe da dire sono l'unico sindaco rieletto, insomma, no? Poi nessuno è riuscito ad essere rieletto dopo di me. Ma al di là della civetteria, insomma, da persona anziana quale io sono, no? Ho 61 anni. No, è una condizione eccezionale. Occorre suscitare una mobilitazione collettiva dei cittadini. Questo è quello che bisogna fare. Per Ok. fare questo non puoi mettere un cappello politico. Io dico che però è una cosa eccezionale, dico che oggi bisogna fare così, non dico che questa... Se fossimo in una condizione di normalità, sarebbe stato giusto che si confrontassero centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, normalmente, no? Oggi siamo in una condizione diversa, dove serve altro. Serve mettere un po' da parte gli egoismi di partito e di schieramento e mettersi a disposizione di un progetto per la città. Ma d'altronde l'abbiamo visto, chi di voi ha seguito sui giornali l'andamento politico di questi mesi, no? Naturalmente il centrodestra e il centrosinistra, giustamente dal loro punto di vista, erano anzitutto preoccupati dell'unità della loro coalizione e poi della scelta del sindaco, e tant'è che abbiamo avuto 2 scelte di sindaco che sono arrivate ai primi di settembre, insomma, prime metà settembre, no? E solamente dopo ci si è messi a lavorare sul programma e sul progetto per la città, perché naturalmente c'era no? Si partiva, come dire, da un mondo che c'è, che devi tenere unito e che devi mettere in moto e mobilitare. Io ho fatto un ragionamento diverso. No, qui dobbiamo mobilitare la città, dobbiamo mobilitare i cittadini, quindi non possiamo pensare prima allo schieramento politico, no? Questa però è una cosa eccezionale di oggi. Io non ho nulla contro gli schieramenti politici. No, Io ma infatti, ho Graziano, ti passato la interrompo mia vita in un perché, partito. bravo, ti interrompo per dire questo. Infatti tu non hai mai rinnegato, io ho visto altre tue interviste, altri tuoi interventi, non hai mai rinnegato, ecco, quello che è la tua storia e anche le tue idee, immagino. Quindi questo ti fa onore. Giustamente quello che vuoi dire tu è comprensibilissimo. Quarto in un momento, in È una semplice, situazione, ma io quindi non sto chiedendo, tra l'altro, ad alcuno di rinunciare alla propria storia e alla propria cultura. Io sono una persona di sinistra e di sinistra rimango. Nelle mie liste civiche c'è qualcuno che è più a sinistra di me, c'è qualcuno che è più al centro di me, chiaro, c'è chiaro. qualcuno addirittura che è molto più a destra di me. Ecco, io sto dicendo ad ognuno, no, ognuno mantenga, no? Se domani ci fossero le politiche, le elezioni politiche, tutti in strada a portare ognuno il proprio partito, no? Per essere Certo. chiari. No, quindi non sto chiedendo di rinunciare, sto chiedendo semplicemente di mettersi a disposizione, ecco, di mettere a disposizione quella cultura per risolvere i problemi della città. Beh, questo ti fa onore perché un coinvolgimento popolare penso che sia necessario, quindi questo è fondamentale. Allora, l'ultima domanda e poi ti lascio dopo una puntata un po' travagliata. Immaginiamoci che siamo a fine mandato, hai fatto il tuo primo mandato, il tuo lavoro da sindaco, come vorresti che ti ricordassero i cittadini, i quartesi? Cosa vorresti veramente sentir dire da loro? Le hai già vissute queste esperienze, quindi... Sì, allora, stai dicendo quando finirò di fare il sindaco questa volta, no? Esattamente. Il nuovo Ah, mandato, no? Tu hai detto il 28, guarda, quindi ti rispondo con una battuta di Gianni Agnelli, no? Che diceva, anche quando si fa bene, si può fare meglio. Il mio auspicio è di fare bene e il mio auspicio è che dopo di me ci sia qualcuno che fa meglio di me. bene, quindi un vero ragionamento di gruppo, cioè migliorarsi volta per volta, no? Quindi, Certo, anche perché io fra 5 anni mi riposerò sul serio, insomma. Ecco. ma io non ci scommetterei, ti vedo ancora bello grintoso, No, quindi... no, non esageriamo. Vabbè. Vabbè, speriamo veramente insomma, che possa andare tutto bene. Io ti faccio il mio in bocca al lupo personale, non solo da cittadino, ma da persona che ti conosce e ha apprezzato il tuo operato in tanti incarichi che hai avuto. Quindi ti faccio un in bocca al lupo immenso e avremo modo poi di rivederci. E grazie Io, ancora per oggi. io ti rispondo con il classico viva il lupo. Grazie a te, grazie a voi e complimenti
per il vostro lavoro e per la passione con la quale state seguendo anche queste elezioni amministrative. È importante che ci sia il vostro lavoro perché aiuta i cittadini a capire. Insomma. Ecco. Ti ringrazio Graziano, buona serata e buona cena. Tutti, buona serata. Ciao a te, ciao ciao ciao. Bene, grazie a tutti. Abbiamo finito anche oggi una graditissima chiacchierata con Graziano Miria. Ci vediamo prossimamente con un altro candidato sindaco. Stiamo cercando logicamente di avere l'adesione di tutti i candidati. Sicuramente ci riusciremo. Quindi ci auguriamo di darvi tutti quelli che sono un po' i punti e le risposte alle domande che tutti noi cittadini ci mettiamo per quarti. Grazie a tutti per aversi seguito. Ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao ancora.